Rivendicata con forza la tempistica è rispettata. Parliamo di Milano Cortina 2026, di un'Olimpiadi invernale che senza la pista da bob avrebbe voluto dire non avere i giochi a Cortina. Una pista da bob che, utilizzabile 365 giorni all'anno, dovrebbe garantirne la sostenibilità futura, allontanando l'incubo di una Cesana bis. L'obiettivo che abbiamo raggiunto è quello di realizzare la migliore infrastruttura sportiva per quanto riguarda lo sliding center, quindi bob e tutte le discipline che riguardano la discesa su ghiaccio, perché attraverso una innovativa modello di possibilità di ghiacciare la pista, cioè l'utilizzo del glicole, parte della pista verrà ghiacciata anche durante i periodi non invernali, permettendo quindi alle squadre internazionali di allenarsi. Per questa ragione diventerà il centro del mondo, la capitale mondiale, e quindi tutte delle discipline di discesa su ghiaccio, tutte le nazionali del mondo verranno ad allenarsi proprio a Cortina durante tutto l'anno. C'è poi il caso Apollonio Socrepes, con la convinzione, dopo la sentenza del TAR del Lazio, di poter consegnare l'opera entro gennaio. La funivia Pollonio-Socrepes di Cortina non si è mai fermata. I lavori sono proseguiti e non mi ha stupito la sentenza del TAR Lazio pubblicata ieri, tant'è che non ho mai fermato la produzione. È un progetto complesso che permetterà poi a Cortina di diventare car free. Chi vorrà andare a sciare dovrà lasciare la macchina sotto in paese e potrà utilizzare soltanto il mezzo pubblico per salire sulle piste, e stiamo lavorando per consegnare tutto per la fine del mese di gennaio. Considerato archiviato il tempo degli scetticismi e delle polemiche, si vive ora abbastanza serenamente il countdown. Le Olimpiadi saranno belle, punto. Ringrazio Antenna 3 per il lavoro che sta facendo e farà per dare ancora più lustro, perché questo è il nostro obiettivo. E il risultato della bellezza delle Olimpiadi lo vedremo non solo nel momento delle Olimpiadi con lo sport, ma anche negli anni successivi, perché porteranno una qualità socio-economica, quindi un miglioramento della nostra qualità della vita, perché arriveranno milioni di turisti.